North East Bike Festival giorno 2. Oggi su strada, sul percorso della randonnée, lunghezza media 100 km, con il gruppo classico degli Abici su strada. Oggi sulla Roubaix. Bella Piero. Non so se questa sarà l'ultima uscita con la Roubaix, perché effettivamente siete bravi, perché uno dei motivi per cui faccio anche i video è che sì, mi piace avere il diario delle mie cose, ma anche racconto quello che mi viene consigliato. Quindi se vi fanno provare delle bici, poi le vedete, poi andate da Granzon e gli dice: bella la bici che ha provato Matteo, posso averne una uguale? E giustamente comprate le bici che provo anch'io. Non siete altrettanto bravi perché non tutti vi siete iscritti al canale, quindi cliccate anche sul tasto qua sotto, tanto è gratis. Io non sono iscritto. Non sei iscritto? Non sono iscritto al canale perché io non so. Gravissimo. Vado via, vado via. Vado via. Di qua. Gruppo raccolto. Partiamo da Monfalcone e si va. Gruppo Vacanze Piemonte. Gruppo Vacanze Piemonte. Gruppo Vacanze Monfalcone. Vacanze Piemonte. Famiglia Brambilla al completo. Pronti via e subito i ragazzi mi sbagliano la svolta sulla rotonda Sistiana. Comunque andiamo su per Visogliano, facciamo tutto un giro nella parte alta sopra la costa tra Sistiana e Trieste, poi rientro, se non ho capito male, lungo costa sulla costiera. Qua siamo appunto sulla salita di Visogliano che abbiamo fatto l'ultima volta durante il giro con Fulvio e Riccardo, giro che ho finito con una caduta, quindi il primo pezzo del giro l'avete sicuramente già visto appunto nel video in cui alla fine cado. Comunque siamo sopra Goriansco, nel pezzo un po' salita e discesa, un po' vallonato. Questa ovviamente dalla GoPro non si vedrà, ma pende. Siamo al 17%, anche il furgone faceva fatica. Siamo sopra Lupin Piccolo. Che spettacolo! Qua i cartelli dicono Sagrado,
che non è il sagrado della bassa, ovviamente. Che figata, bellissimo. Scollino, pausa, barrettina, dark chocolate and sea salt. Proviamo questa. Salita al santuario di Monrupino. A rigor di logica, questo dovrebbe essere il santuario di Monrupino, se la geografia e i cartelli stradali non sono un'opinione. Dimmi Ricky! Momento di dubbi sulla traccia quando siamo a Monrupino. Later. Uscendo da Opicina abbiamo girato a destra su una salita con un cartello con scritto strada ciclopedonale, ma non sono riuscito a leggere il nome. Veramente figo di qua, bellissimo, mai stato. Stiamo andando verso la costa destra. Su, su.
Su, allora, siamo scesi da lì, il panorama è questo, devastante, stupendo, ma dalla traccia sembra che dobbiamo scendere per di qua. No, non lo so, non sono convinto, ma andremo. Riccardo ha appena detto non sembra una roba così estrema, abbiamo dei parametri diversi. No! 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 Sapevo! Sembra una barzelletta, incredibile. Vai. Niente, risalita a piedi, almeno c'era il panorama. Decisamente non era questa la strada. Uscita da Dolina, torniamo in salita. Parlo con la videocamera. Se così, se sono il primo non che sarà l'ultimo. Che bello! Su! Che bello! Wow!
di qua. Siamo sopra Muggia, anche dopo Muggia a dire la verità. Veramente stupendo. Sali scendi, panorami top. Twenty minutes later. Arrivati a Trieste, Barettina, e 3 ore e 10 di percorso, 74 km. Da qua rientro a casa. Piazza Unità. Rientro a Monfalcone. Ci mancano circa una trentina di chilometri. Classico rientro sulla costiera. Facciamo un'altra sosta sul rientro a casa al pane quotidiano, pizzetta e coca, grande classico. Invece Caffettino. che no, Caffettino. però così mi rovini i riti della bici. Toast e coca, pizza e coca, caffè la mattina. Oggi c'è prosecco invece. Sì. Un po' dopo la tappa Voi di due ieri. sì. Direzione casa. Riprende i fuggitivi di giornata all'ingresso a Monfalcone. Eccoci. Poco più di 100 km, 1200 metri di dislivello. Buongiorno. Chiuso il giro. Riconsegno questa. Questo o questo? Bene. Quale vuoi? No, i calzini. Calzini. Grazie. Arrivati, fine giro, bellissimo percorso. Fine giro, faccio un giretto fra gli stand. Bellissimo il giro di oggi,
veramente figo. Devo recuperare la totalità del gruppo degli amici e organizzare un'uscita su questo percorso qua, perché è veramente una figata. Direzione casa. Anche il secondo giorno del Nordic Bike Festival per me è andato, quindi questo appunto per me conta come fine manifestazione. Il giro di oggi, la randonnée da 100 km, che sarebbe stato il giro medio, veramente una figata, bellissimo, bello bello bello. Forse avrei potuto fare il contrario, diciamo partire da Monfalcone, andare dritto fino a Trieste e poi tornare, diciamo andando da Muggia verso nord, fare le salite e poi rientrare un po' più interno, è una questione di traffico, per prendere meno confusione sulla strada, ma vabbè, è un po' un dettaglio. Comunque veramente una figata, bellissimo. La traccia come sempre in descrizione, e sicuramente anche questo è un giro da rifare. Ci si vede in settimana, probabilmente già con un nuovo video, perché ho in mente una cosa figa. Ciao!